Mi chiamo Dario Pozza, dirigo con mio fratello Franco la ditta Pozza. Abbiamo sede a Valdagno e costruiamo giochi per i bambini, giochi per i parchi, gli altalene, scivoli. E lo facciamo da tanti anni. Ha iniziato ancora mio nonno, che si chiamava come me, Dario. Ha iniziato negli anni 50. Poi con mio papà, Pier Giulio, che ha 90 anni e ancora viene anche lui a controllare qua in officina quello che stiamo facendo. Ha iniziato a fare appunto i primi parchi gioco. E hanno portato parecchie innovazioni in questo mercato. Per esempio il gioco a molla, quello che si vede un po' in tutti quanti i parchi d'Italia, l'ha inventato e brevettato mio papà nel 1966 e in questo momento qua abbiamo anche i due figli, sia il mio figlio e sia il figlio di mio fratello, che hanno iniziato il percorso di lavorare all'interno di questa azienda già da qualche anno. Ma non è stata una vera e propria scelta, è un po' il fatto che ho sentito parlare di questo titolo, continuerò a assumere apprendisti, insegnare un lavoro e poi portare avanti la conoscenza di quello che è il mio lavoro, le mie cose. Ma con Fartigianato siamo soci da sempre, il rapporto è ottimo, lavoriamo noi parecchio all'estero, quindi ci serve l'ufficio estero, per quanto riguarda le paghe e tutte quelle cose lì ce le seguono loro, quindi la ritengo un'istituzione valida e molto utile per noi. E quindi artigiani sempre sul pezzo.